Pino Cossalunga, coordinatore del corso Lettura Espressiva. Nel corso di lettura espressiva, una cosa che impareremo di sicuro è che abbiamo una grande responsabilità quando leggiamo a voce alta, primo nei confronti di chi ci ascolta, che siano adulti ma soprattutto se sono ragazzi, e secondo rispetto all'autore del testo che andiamo a leggere a voce alta, o se è una fiaba, la tradizione che ce l'ha mandata. Innanzitutto impareremo, credo, che si deve instaurare un rapporto di complicità tra noi e chi ci ascolta. In questo rapporto di complicità il protagonista è la parola, è la storia, è la narrazione che deve coinvolgere, deve far paura, deve far ridere, ma quello che impareremo poi è la semplicità nella narrazione, che non vuol dire sciatteria, vuol dire riuscire a rinunciare al proprio ego di attore, di lettore, per lasciare spazio alla parola divertente e al gioco. Dopo il laboratorio forse non diventeremo più bravi lettori, ma credo che avremo qualcosa su cui pensare quando andremo a leggere a voce alta qualche storia a qualcuno.